ACLI for Africa è una rete promossa dalle ACLI grazie alla collaborazione, all'impegno e alle idee dei nostri partner africani e dei nostri associati italiani. Coniuga la sostenibilità d'impresa con una specifica attenzione al contesto ambientale, permettendo il coinvolgimento delle comunità e consentendo la formazione giovanile. Crede che la leva fondamentale per lo sviluppo futuro di ogni intero paese siano i più giovani ed è per questo che riesce a garantire un'istruzione di qualità. Questo è il percorso che permette di sostenere il valore di una formazione qualificante, necessaria all'avvio e alla continuità futura dei progetti di sviluppo sostenibile. Permette di creare occupazione, promuovendo opportunità di lavoro qualificato e stimolando lo sviluppo personale e della comunità, attraverso il lavoro dignitoso che consente l'autosviluppo. Una sfida ambiziosa che richiede la cooperazione e l'impegno di tutti per il raggiungimento di un bene comune. Nessuno escluso, nessuno lasciato indietro, così come operano le ACLI. ACLI for Africa mette in atto la proposta di progetto per l'assistenza tecnica al governo della Tanzania, esperienza questa già realizzata in Mozambico negli ultimi 5 anni nelle scuole dei settori agrario e turistico-alberghieri, per lo sviluppo del sistema per la formazione professionale denominato VET, Quality Label for Centers of Excellence. Volevo presentarle ACLI e gli abbiamo presentato ACLI for Africa, che è cosa significa ACLI for Africa? Il fatto che una grande organizzazione, quale le ACLI, voglia contribuire allo sviluppo dell'Africa con un'azione strategica, assistenza tecnica allo sviluppo e qualificazione dei sistemi di formazione professionale, la VET, che riteniamo sia strategica per lo sviluppo dell'Africa. Qual è il suo parere? Allora, probabilmente avete scelto il settore più importante che potevate immaginare. I bisogni dell'Africa lo sappiamo bene che sono tanti, dall'acqua alla salute, eccetera. Ma l'educazione è il punto essenziale e delicato, senza il quale non si può realizzare nulla. E anche in Tanzania la richiesta che ci viene sia dal governo ma sia anche da varie organizzazioni è formazione. Il paese ha bisogno di formazione a tutti i livelli, ma soprattutto quella intermedia, quella tecnica, quella professionale. Il paese ha ingegneri, ha manager, ha bisogno però di formazione di tecnici, persone che sono in grado poi nel quotidiano, il tecnico è quello che realizza le cose, le ripara, le migliora, le fa funzionare. In questo c'è bisogno sia dal lato della meccanica, dell'industria, della produzione di elettricità, ma anche in settori che apparentemente sembrano meno importanti, solo apparentemente, come la cucina che formare tecnici validi, per esempio nel nostro caso, formare tecnici validi, cuochi validi, personale valido, significa creare opportunità di impiego, perché la Tanzania è un paese turistico, è un paese che ha immense potenzialità turistiche, per cui ha bisogno di personale formato, educato, in grado di soddisfare le esigenze del turismo internazionale. Già l'anno scorso avevamo intrattenuto una relazione con il National College e abbiamo presentato un progetto di formazione dei docenti nel settore della ristorazione, che non è soltanto un progetto di formazione dei formatori, ma di assistenza tecnica allo sviluppo del sistema formativo nell'ambito del turismo. Cosa ne pensa e come è percepito nel Paese questo progetto dagli interlocutori, evidentemente? Certo, poi mi rilaccio a quello che dicevo prima. Uno dei problemi che sentiamo, per esempio, dai nostri operatori turistici, molti dei quali
hanno creato l'industria del turismo a Zanzibar è la richiesta di personale qualificato per gestire un resort, per gestire un hotel, un ristorante, quindi andiamo dal cameriere, al cuoco, al capocameriere, al manager, food and beverage manager, qualsiasi tipo di figura che può essere utile in un resort. Quindi il National College of Tourism è l'ente, l'istituto dello Stato tanzano che forma questo tipo di figure, è l'ente che prepara le nuove generazioni per questo tipo di attività. È il nostro istituto alberghiero. Il bisogno che abbiamo avvertito è quello di avere incontri a livello internazionale, cioè c'è un grandissimo desiderio, volontà di miglioramento e di conoscere quali sono gli standard internazionali, dalla quali poi si misurano i paesi, anche nel settore turistico. Quindi il vostro progetto è assolutamente interessante, merita di essere sostenuto. Credo che da parte dei tanzani anche ci siano già stati dei contatti preliminari, molto interesse, molta volontà di approfondire le possibilità di lavorare su questa cosa. Signor Ambasciatore, io la ringrazio. Grazie a lei. Anche perché questa collaborazione sta dando per la realizzazione di questo progetto e magari l'avremmo volentieri a ospiti in una nostra iniziativa a sostegno del progetto ACLI for Africa in Italia. Con Grazie, piacere, grazie. Nello specifico, il progetto è stato proposto con incontri in Tanzania con i responsabili del Collegio Nazionale per il Turismo, mentre in Etiopia presso la Scuola Nazionale del Turismo, con un importante evento come quello della Settimana della Cucina Italiana. Ambasciatore Roberto Mengoni, ENAIP con l'ambasciata ha avuto una collaborazione importante per lo sviluppo della Settimana della Cucina Italiana, dove i nostri ragazzi e i nostri insegnanti sono venuti sia per operare in collaborazione al miglior hotel che è il Serena, ma anche e soprattutto per azioni di formazione che è fatta al National College. Una domanda. La settimana della cucina italiana come è vissuta in Tanzania e qual è il contributo dei ragazzi dell'ENAIP? Allora, prima di tutto buongiorno, piacere rivedere il dottor Ziglio in Tanzania, è il secondo anno e questo già dovrebbe rispondere alla domanda qual è il contributo dei ragazzi dell'ENAIP, perché appunto quello di cui abbiamo bisogno in questo paese sono delle persone con le idee, persone con voglia di fare, come appunto lei e i suoi ragazzi sono disposti a passare un po' di tempo in questo paese per lavorare insieme ai ragazzi e alle ragazze sia del National College of Tourism sia del Serena Hotel, che è uno dei nostri partner più importanti in questo progetto. Quindi avere insieme queste organizzazioni, queste persone, permette appunto di realizzare poi una settimana che non è semplicemente per mangiare o per bere delle buone cose, ma che permette di lasciare delle tracce. La signora, parlavo prima con una signora che dirige i corsi e dice che dopo la prima settimana di formazione che avete fatto nel 2017, i ragazzi si sono animati talmente tanto che hanno deciso poi di presentare una serie di ricette imparate durante la formazione con i vostri cuochi ad altri eventi, in cui la Fiera Internazionale di Dar es Salaam, il Saba Saba, e ad altri eventi che promuovono, diciamo, il turismo e la cultura tanzana, per dire come la cucina italiana ben presentata può generare un cambiamento, un interesse e poi appunto nuove motivazioni anche per i ragazzi tanzani. Quindi se vogliamo parlare, questo è il contributo. Bene.
L'obiettivo è dunque quello di fornire e condividere le procedure di gestione e i modelli organizzativi per lo sviluppo delle scuole, con la formazione del management rappresentato dai direttori delle scuole stesse. Di realizzare degli stage professionali rivolti al management che verrà ospitato in Italia per un mese nelle sedi ENAIP e di formare i docenti sia dal punto di vista didattico che tecnico-professionale, sia nel ruolo di docente operante in loco. Al termine della formazione degli studenti realizzata in Tanzania, con lo svolgimento del corso sulla produzione della pasta fresca condotto dallo chef ENAIP Patrick Bennati, l'iniziativa MasterChef ha entusiasmato e concluso con successo l'importante iniziativa. Un fondo che si chiama Acli for Africa, dedicato in particolare allo sviluppo dei sistemi formativi nei paesi africani. Cosa ne pensa di questo progetto Paolo Giop, vicepresidente di Mediocredito Italiano? Credo che non solo io, ma un po' tutti dobbiamo solo pensarne bene, nel senso che ho fatto i complimenti ad Acli che ha questa idea e che basa questa idea su una conoscenza del continente africano che è datata e su un'esperienza di organizzazione che Acli ha promosso, che rende questo progetto, questa idea, conferisce a questo progetto i crismi della concretezza. E quando si parla di cooperazione, di assistenza tecnica, dobbiamo puntare assolutamente ad essere concreti. Credo che un progetto promosso, ideato da Acli, questi crismi li abbia e quindi meriti tutta l'attenzione e tutto il rispetto. Acli for Africa è un fondo attraverso il quale le Acli, gli iscritti alle Acli, i simpatizzanti alle Acli e tutti i cittadini possono contribuire per aiutarci a diffondere in Africa la formazione professionale per tutti i giovani e una serie di interventi di autosostegno e di sviluppo sociale. Acli for Africa è quindi uno strumento attraverso il quale le Acli possono collaborare direttamente allo sviluppo del continente africano. Abbiamo progetti in Etiopia, in Kenya, in Uganda, in Burundi, in Tanzania, in Mozambico, in Benin, in Senegal, nel Mali, in Marocco. E su tutti questi sono progetti attraverso i quali noi diffondiamo la buona prassi della formazione professionale che ben conosciamo in Italia e alcuni progetti di sostegno sociale, grazie ad ENAIP e a IPSIA, che è la nostra ONG. Noi crediamo che con Acli for Africa si possano fare grandi cose e si possa aiutare qui e anche lì in Africa.